Spresiano, ieri notte, una prostituta si apparta con un cittadino rumeno. Poco dopo però lui le chiede indietro i soldi. Di fronte al rifiuto della ragazza l'uomo le strappa la borsetta e il cellulare. Lei reagisce e riesce a riprendersi la borsa da dove estrae lo spray al peperoncino e glielo spruzza in faccia. Poi chiama i carabinieri che giunti sul posto trovano il rumeno dolorante e lo denunciano. L'ennesimo episodio accaduto sulle strade della prostituzione, poche ore prima che a Treviso venisse allestito il primo banchetto per la raccolta firme per il referendum che chiede l'abrogazione di parte della legge Merlin con una regolamentazione della prostituzione attraverso la riapertura delle case chiuse. 70 firme raccolte in un'ora, circa una al minuto. I primi a sottoscrivere l'ex vice sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini, che da anni porta avanti questa battaglia, e il promotore del referendum, il sindaco di Mogliano Giovanni Azzolini. Questo fenomeno debba essere eliminato dalle strade, perché altrimenti strade, vicoli, piazze diventerebbero un bordello. Invece controllare tutto, controllare la volontà di ognuna e la sicurezza sanitaria e le tasse che le paghino anche loro. Sin dai primi minuti decine le persone che si fermano per chiedere informazioni, poi per firmare sia giovani che meno giovani, molte donne ma anche numerosi uomini. Perché se è giusto per la pulizia e per il sistema, è giusto insomma. Puliamo un po' le strade, soprattutto la figura che facciamo in giro, lo sporco, tutto quello, e poi pagano le tasse, almeno anche loro. È un lavoro, no? Soprattutto c'è uno sfruttamento enorme. Vuol dire essere ciechi e non rendersi conto di una realtà del genere. Per molti uno degli aspetti più importanti legato alla riapertura delle case chiuse sarebbe quello del controllo sanitario. La legge abroga una parte della Merlin che così permetterebbe alle ULSS di entrare nei luoghi di tolleranza e controllare le prostitute. 500.000 le firme che ora dovranno essere raccolte o nei banchetti allestiti in tutta Italia oppure, dopo una circolare del Ministero dell'Interno alle prefetture, anche nei municipi. Chiede a tutti i municipi di pubblicare questo quesito referendarium e spinge i sindaci a pubblicizzarlo. Ma anche associazioni e locali hanno già preso contatti per far conoscere l'iniziativa.